Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Oggi e domani alla Scuola Grande di San Giovanni Evangelista di Venezia di scena la conferenza dei ministri di giustizia nell'ambito del programma della presidenza italiana del G7. Fra gli argomenti trattati, le guerre in corso, la lotta alla corruzione e al crimine organizzato con focus su narcotraffico, emergenza droghe e migranti, ma anche cybersicurezza, intelligenza artificiale e difesa dello Stato di diritto. Oltre all'Italia vi sono partecipazioni da Stati Uniti, Francia, Germania, Regno Unito, Canada e Giappone. Città blindata ha schierati centinaia di agenti delle forze dell'ordine. Il Comune di Venezia ha emanato 2 ordinanze per limitare la viabilità pedonale e la navigazione. E alle 17 è iniziata la manifestazione dei centri sociali per contestare il G7, partita dalla stazione di Santa Lucia. Cambiamo argomento. Il Consiglio Comunale di Venezia, nella seduta odierna, ha approvato all'unanimità il progetto definitivo di restauro dell'Ospedale Civile di Venezia, con un nuovo polo tecnologico e il rifacimento delle reti esterne. Il Consiglio ha autorizzato la variante agli strumenti urbanistici per cui si potrà proseguire con la demolizione di 2 piccoli capannoni novecenteschi, privi di valore da tutelare ma delimitanti una calle lungo la quale si sviluppa il convento di Santa Maria della Pietà. Il progetto si sviluppa in 2 interventi, il restauro di 2 lotti dell'ospedale civile e la realizzazione del nuovo polo tecnologico. La cultura. La Regione del Veneto, in collaborazione con l'Associazione Editori Veneti, partecipa anche quest'anno alla più grande fiera italiana dell'editoria, il 36esimo Salone Internazionale del Libro di Torino, il cui tema è La vita immaginaria. Lo stand istituzionale ospiterà 25 case editrici venete e sarà lo scenario di una trentina di appuntamenti. Si parte oggi con il primo incontro dedicato alla figura di Marco Polo, per poi spaziare fra numerosi argomenti come quello sugli esuli istriani, sul premio internazionale Carlo Scarpa per Il Giardino, sui generi cinematografici, sul concorso letterario nazionale in lingua madre, sul femminismo e sulla violenza di genere, solo per citarne alcuni. È stato attribuita a Peter Weir, il regista e sceneggiatore australiano di film come L'attimo fuggente, The Truman Show, Master and Commander, il Leone d'Oro alla carriera dell'81esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. La decisione è stata presa dal CDA della Biennale di Venezia, che ha fatto proprio la proposta del direttore della mostra, Alberto Barbera. La mostra del cinema di Venezia e il suo Leone d'Oro fanno parte dell'immaginario del nostro mestiere, ha dichiarato lo stesso Peter Weir nell'accettare la proposta. Essere premiati per il lavoro di una vita come registi è un grande onore. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.